L'iscrizione di San Clemente e Sissinio, uno dei primi esempi dell'antico dialetto romanesco. A Roma, nella Basilica di San Clemente al Laterano, c'è uno dei primi esempi scritti del dialetto romanesco. Il romanesco deriva dal latino volgare che era parlato nella città di Roma. Anche l'italiano deriva dal latino volgare, ma dal dialetto toscano. L'iscrizione si trova nella basilica sotterranea in un affresco del XI secolo. L'iscrizione è molto sbiadita, ma fortunatamente esiste una bella riproduzione acquerelata dipinta nell'anno 1916 dall'archeologo Joseph Wilpert. Questo dipinto rappresenta un frammento della leggenda di San Clemente, in cui il patrizio pagano, Sissinio, ordina ai suoi servi di legare e trascinare San Clemente. Però, miracolosamente, Sissinio e i servi trasportano invece una pesantissima colonna di marmo, pensando che fosse il corpo del santo. Sissinio insulta i suoi 3 servi, Cosmari, Albertello e Carboncello, nella loro lingua, il volgare, cioè il latino parlato del tempo a Roma, da cui deriva il dialetto romanesco di oggi. Il santo invece parla in latino. Normalmente con il termine volgare si intende la lingua colloquiale e non il significato moderno di maleducazione, ma in questo caso però è proprio volgare nel vero senso della parola. Questo bilinguismo sottolinea la differenza fra l'elevata spiritualità del santo che parla in latino e i suoi brutti persecutori pagani che parlano il volgare del tempo, il dialetto latino parlato a Roma. Ecco le frasi dell'iscrizione e la traduzione in italiano moderno. Sisinium. Figli delle pute, traite. Sissinio. Figli di puttana, tirate. Albertel, Cosmari, traite. Albertello, Cosmari, tirate. Falite diretto con lo palo, Carvoncelle. Fatti dietro di lui con il palo, Carboncello. San Clemente in latino. Duritiam cordis vestris, saxa traere meruistis. Per la durezza del vostro cuore meritaste di trascinare sassi. Ci sono errori grammaticali nella frase latina di San Clemente. Nella parola trahere manca un H e il pittore ha usato l'accusativo duritiam al posto dell'ablativo di causa duritia e il genitivo vestris al posto del corretto vestri. Forse il pittore non sapeva il latino perfettamente, oppure questo potrebbe essere attribuito alla pronuncia del tardo latino, in cui le lettere finali non venivano pronunciate e le forme del nominativo, accusativo e ablativo avevano lo stesso suono. Di conseguenza, le forme erano spesso confuse. Qui abbiamo la frase come scritta nell'iscrizione e poi in latino corretto. La pronuncia della frase in latino classico sarebbe Duritia cordis vestri saxa trahere meruistis. E nella pronuncia ecclesiastica italiana sarebbe Duritia cordis vestri saxa traere meruistis. Nell'XI secolo spesso le consonanti finali non venivano pronunciate, quindi forse la frase suonava così. Duritia cordi vestri saxa traere meruisti. O anche Duritia corde vestri sassa traere merueste.